Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Cosa dire, ormai questa fase di tempo bello che ci ha tenuto compagnia in questi giorni sta ormai per cedere il posto ad un cambiamento del tempo proveniente dall'Atlantico. Per capire quanto accadrà soprattutto appunto nel fine settimana partiamo da una mappa al suolo prevista la volta di domenica che ci fa vedere appunto la presenza in pieno oceano di una bassa pressione con la lettera L. Collegata ad essa ci sono varie perturbazioni, tra cui una perturbazione che, come vedete, è segnata proprio in corrispondenza dell'Italia, delle Alpi, e proprio questa verrà a farci compagnia soprattutto nella giornata di domenica. Partendo da quello che sarà il tempo nel corso del fine settimana, vediamo in carrellata quelle che sono le mappe delle possibili precipitazioni previste. Iniziamo dal sabato, quando le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree alpine, in particolare quelle del nord-est. Si tratterà comunque di fenomeni abbastanza isolati, quindi tutto sommato la giornata di sabato trascorrerà bene. Per quanto riguarda il nord-est, in particolare nella giornata di domenica, quando il tempo sarà brutto per tutta la giornata, con le prime piogge che arriveranno della mattinata e nel corso del pomeriggio saranno più intense, con temporali più probabili sulle zone costiere. In sostanza possiamo dunque dire che il weekend ai noi trascorrerà soprattutto nella giornata di domenica con brutto tempo che interesserà anche la prima parte di lunedì, poi tutto tenderà ad allontanarsi e nuovamente potrebbe ritornare l'alta pressione. Con ora ho detto tutto e auguro a voi tutti un sereno fine settimana, e per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo all'inizio della prossima.